Io penso che parlare di primarie adesso sia un errore clamoroso. Penso e dico al mio partito che dobbiamo accelerare insieme al resto del centro-sinistra perché stiamo perdendo troppe settimane. Non potrebbe essere più chiaro il messaggio del presidente del PD Stefano Bonaccini agli alleati, ma forse soprattutto ai maggiorenti del suo stesso partito. Ospite delle nostre trasmissioni, l'europarlamentare, già governatore dell'Emilia-Romagna, parla dell'urgenza di predisporre subito un'alternativa. Basta le 1000 pagine di programma, bastano 4-5 punti. Salari e lavoro, difesa e rilancio di scuole e sanità pubblica, perché per noi non è il conto corrente bancario che deve decidere chi si cura e chi si istruisce, e quindi serve il pubblico. Ambiente, perché quello che sta accadendo è drammatico, ogni settimana c'è un costo drammatico per i nostri territori. Sicurezza. Solo dopo si potrà aprire la partita sul nome del leader, ma anche qui fa intendere il presidente Demma con dei criteri. O con le primarie, oppure, come succede un po' in tutti i paesi democratici al mondo, il partito che in quella coalizione prende più voti è quello che esprimerà il candidato alla premiership. E non può non pesare il dibattito sulla legge elettorale, lo stabilicum, passata alla Camera ma con la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze proposto dalla stessa maggioranza finita sotto per un voto, un emendamento bluff per Bonaccini che dalle parti di Palazzo Chigi sente i primi nitidi scricchiolii. Sicuro Giorgia Meloni vorrebbe votare ieri, perché lei sa che gli indicatori economici e sociali sono tutti negativi. Io presumo che non si arriverà a fine legislatura naturale, cioè in autunno del prossimo anno, credo che però la prossima primavera sia molto probabile che si vada al voto comunque di un po' di mesi anticipato. Di certo i toni sono già da campagna elettorale per il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori in fuga, con il ministro Carlo Nordio richiamato dal capo dello Stato dopo aver avviato l'istruttoria per la concessione della grazia di riserva esclusiva del Quirinale. La comprensione verso chi si sente aggredito o defraudato dell'impegno di una vita va capita. Però è altrettanto evidente che in un paese civile e democratico i confini, ad esempio, della legittima difesa sono molto chiari. Credo che la politica dovrebbe solo abbassare i toni, perché altrimenti rischia di diventare una strumentalizzazione di quella che in ogni caso è una vera e propria tragedia.